Artillery Company, who fought and died. Oggi siamo qui al cimitero di Tezze per ricordare i nostri caduti nella battaglia di Vittorio Veneto, che il nome di questa città è scritto sulla nostra bandiera di battaglia. Il sindaco di Vittorio Veneto ci ha invitati a commemorare il centenario della battaglia. Oggi per noi è una giornata solenne, però anche una giornata bellissima. Ci troviamo fra amici italiani e siamo onorati dalla presenza delle autorità straniere, quelle civili, quelle militari e quelle religiose. Dopo che abbiamo finito questa cerimonia partiremo per andare alla città di Vittorio Veneto, dove si svolgerà la cerimonia finale oggi pomeriggio. Ci sarà una deposizione di corone al monumento di caduti davanti al comune e una piccola cerimonia, una messa con il nostro prete e un padre che viene dai lagunari anche. Io sono veramente onorata a poter partecipare oggi e anche domani nella cerimonia, e io accompagno la Sua Altezza Prince Michael of Kent e i membri dell'Honorable Artillery Company. Per noi è molto importante non dimenticare loro che hanno fatto l'ultimo sacrificio, hanno fatto i sacrifici enormi, i britannici ma anche gli italiani, e gli italiani con cui abbiamo combattuto insieme e con cui anche oggi siamo ancora fianco a fianco. Le forze armate italiane, britanniche, ovunque nel mondo sono ancora fianco a fianco per difendere e diffondere la pace, la sicurezza e i valori europei. Noi pensiamo che sia importante rendere omaggio che loro sono caduti, anche la famiglia di loro che sono caduti. È un momento anche per ricordare i sacrifici dei soldati adesso, oggi, perché purtroppo ci sono ancora i conflitti nel mondo. È anche un modo per noi qui in Italia per ringraziare i nostri amici, i nostri collaboratori italiani per la tutela, per il rispetto che loro offrono sempre ai nostri caduti britannici in Italia. L'apprezziamo moltissimo, siamo molto grati, e oggi c'è un'accoglienza calorosissima per la Sua Altezza, per me e per tutta la nostra delegazione. Allora vorrei ringraziare anche le autorità italiane. È doveroso essere qui perché sono morte centinaia di migliaia di persone nella Grande Guerra. Anche il nostro comune ha perso qualche centinaio di giovani soldati. A Tezze in particolare ci sono 356 soldati britannici che hanno dato la vita negli ultimi giorni della Grande Guerra, tutti ragazzi tra i 18 e i 22 anni, quindi è un nostro preciso dovere, obbligo di riconoscenza ricordarli. I rapporti tra il nostro comune e la Gran Bretagna sono destinati a essere sempre più intensi, perché da un lato in Gran Bretagna è molto sentita la commemorazione dei soldati caduti nelle guerre, quindi partecipano anche veramente con entusiasmo, con il cuore, alle celebrazioni che si svolgono anche negli altri paesi, tra cui anche nel nostro comune. Con questa occasione abbiamo anche l'opportunità di promuovere il nostro meraviglioso territorio, in particolare Tezze, che ha Borgo Malanotte, oltre al cimitero britannico, e il nostro comune ritengo che abbia molto da offrire e da far conoscere all'estero.